Ne avete sicuramente sentito parlare in questi giorni del sindaco dimissionario di Sauris, piccolo comune che ha a che fare però con gravi problemi per quanto riguarda il personale, e non è l'unico che ha questo tipo di problemi, ne hanno altri nei vari comuni, soprattutto quelli più piccoli con meno 3.000 abitanti in Friuli Venezia Giulia. I sindaci lanciano l'allarme perché si faccia qualcosa. E crediamo che non siano gli unici a farlo, ma a farsi portavoce è lo stesso ANCI Friuli Venezia Giulia, di cui abbiamo il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani della regione, Dorino Favotte. Ringraziamo per appunto essere intervenuto nella nostra trasmissione di Screenshot. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, facciamo un po' il punto della situazione, perché ci sono anche altri temi che lo dibatteremo nel corso della puntata, come l'accoglienza per quanto riguarda i profughi ucraini. Ci si è mossi con largo anticipo, però molto c'è ancora da fare, sapendo anche che trattandosi di emergenza le cose potrebbero andare avanti per molto tempo, e poi parleremo anche e soprattutto dell'impennata dei costi energetici. Ma prima partiamo con quello con cui abbiamo fatto l'introduzione di questa puntata, ovvero parliamo della mancanza di tecnici ragionieri che mettono a rischio anche una semplice, tra virgolette semplice, perché non è così semplice, approvazione di un bilancio di un comune. Assolutamente sì, l'argomento è sicuramente all'ordine del giorno, a maggior ragione adesso che è successo questo fatto al comune di Sauris. Devo dire che innanzitutto come ANCI questa cosa mi dispiace moltissimo, perché vuol dire che non si è riusciti a trovare la chiave per risolvere determinate situazioni, però nello stesso tempo mi rendo conto che il problema è di quelli che non si risolvono neanche dall'oggi al domani. Mi riferisco proprio al tema del personale, di figure che sono figure chiave per un ente come il comune. Pensiamo ad esempio ai segretari, ai ragionieri capi, ai tecnici, no? Penso, i segretari, quando si parla di segretari immagino segretari comunali che possiamo dire che hanno le chiavi proprio, come di un'azienda hanno le chiavi del comune, no? Perché dovrebbero sapere, conoscere tutto, no, del municipio. Assolutamente sì, sono le figure apicali della struttura organizzativa di un ente come il comune, e ovviamente senza di loro proviamo a pensare soltanto a riunire una seduta di giunta piuttosto che di consiglio, senza di loro non si può, quindi diventano delle figure chiavi. Però per ritornare a un discorso invece più puntuale, quindi comune di Sauris, sì, è chiaro che lì c'è un problema che si rivolge a una platea abbastanza importante di comuni, come diceva lei prima, no? Sono i comuni che sono di minore dimensione, dove magari si cerca anche di fare dei concorsi per le assunzioni, ci sono delle graduatorie che però alla fine rischiano di essere, diciamo così, utilizzate a fondo, ma senza, diciamo così, il tornaconto per il comune che ha indetto il concorso, perché magari quel tipo di attività non è appetibile, un po' perché per i percorsi di carriera, un po' perché il comune piccolo magari ha gli stessi adempimenti di un comune grande e i funzionari si trovano a dover fare di tutto e di più, quindi cercare di sbarcare il cosiddetto lunario nel cercare di mettere le toppe alle varie fasi. Possiamo fare un parallelismo, è come trovare un sindaco nei piccoli comuni, è difficile tuttora trovarlo anche, no? Quasi. Beh sì, è un qualcosa che viaggia ormai in parallelo questo discorso, perché diventa proprio difficile amministrare, perché allora la figura del sindaco è una figura di vertice, ma è una figura di riferimento per la popolazione, no? Quindi la popolazione, quando parla col sindaco, parla con l'assessore, ritiene di avere il giusto interlocutore che dia quelle risposte che si aspetta, quindi in termini di servizi, in termini di soluzione di problemi semplicemente, o addirittura in certi casi anche di ascolto puro, perché il cittadino certe volte ha bisogno di, tra virgolette, sfogarsi e dire al proprio sindaco: io ho quel tipo di problema, aiutami a risolverlo. Magari si tratta semplicemente di mettere qualche cosa a posto, oppure farsi da buon interlocutore in qualche cosa che poi va a soluzione, no? E quindi se quel sindaco si trova, oltre a dover fare la sua parte, che è già di per sé difficile perché richiede anche tutta una serie di responsabilità. Mediazione, no? Mediazione e responsabilità. Ecco, per cui si trova firmando anche, un semplice atto dopo si finisce nei guai, anche si può dire. Assolutamente sì, si trova magari anche questi problemi che derivano da una struttura
organizzativa che non funziona come dovrebbe e quindi si trova anche a dover fare le funzioni di quello che dovrebbe essere responsabile di un determinato servizio, è chiaro che diventa meno appetibile per un candidato sindaco dire Certo. io mi candido per quella situazione lì perché voglio servire il mio paese, voglio dare un servizio alla mia Chi popolazione. me lo fa no? fare? Chi me lo fa fare? Per gli stipendi ricordiamoli, adesso non so se sono stati adeguati o meno. È quello Sì, dei le sindaci. indennità sì, sono Le state indennità sono state adeguate, però ancora l'anno scorso sì. con una normativa insomma, regionale che ha... Insomma, Però rimangono tanti problemi, le questioni da risolvere, che è sempre meno appetibile, soprattutto nel momento in cui come il sindaco di Sauris dopo si trova anche magari a sostituire queste singole figure, no? Certo, Lei certo. parlava di tanto che è un problema che si trascina da anni ormai, no? Ancora dai Sì. tempi del patto di stabilità, Sì, possiamo è dirlo, vero, no? è vero, Ecco. è vero. E ci ricordiamo magari anche di qualche figura di sindaco, senza citare il nome, o anche di qualche comune che si ritrovava anche a stampare lui stesso, no? Le carte, quasi. Sì, sì, Quindi sì, ce ne non sono è... ancora di queste figure. Ecco, Neanch'io non faccio nomi, ma c'è più di qualcuno che mi dice sì, perché io la mattina alle 8 vado e apro il municipio, per dire, oppure io faccio il certificato anagrafico per le persone che me lo chiedono. Quindi non è una cosa così... lei ha detto non è di facile soluzione, ma chi dovrebbe risolvere quel genere di problema a questo punto? Allora, cioè, cerchiamo di capirlo un po', perché magari dopo... Sì, è sì, un sì. rimbalzo di colpe o di problematiche? No, non è un rimbalzo di colpe, non è questo il tema. Il tema è di trovare il giusto modo per risolvere la questione che, a mio avviso, passa sì da una parte nelle riforme che sono già state messe in atto da parte dell'amministrazione regionale, il che vuol dire utilizzare meglio e di più gli strumenti che già ci sono. Mi riferisco alle comunità, mi riferisco alle convenzioni, a tutto quello che può essere un sistema di rete in cui più comuni si mettono assieme e soprattutto per delle attività che non hanno nulla a che vedere, passatemi il termine, rispetto a quello che può essere il servizio finale al cittadino, ma quello che è un'attività di back office venga messo a fattor comune con dei funzionari esperti che si danno da fare, che comunque fanno quel lavoro lì molto bene, lo fanno per più comuni, c'è un risparmio da un lato e anche un efficientamento dei servizi. Certo, è difficile trovare questo tipo di figure, come dice lei, o professione che sia, perché magari è sempre meno appetibile qualcuno che va per esempio nel settore del privato piuttosto che rimanere in quello del classico lavoro, possiamo dire, a tempo fisso, insomma, cioè sì, è vero. che una volta a tempo indeterminato, no? È diventato meno appetibile quel discorso lì, però bisogna anche riconoscere un'altra cosa, che se da un lato questo problema si pone magari, come si diceva prima, per i comuni più piccoli, ci sono tante figure di funzionari nei comuni allora di dimensione maggiore che stanno lavorando bene, tant'è che ANCI, con la propria, diciamo così, sezione formativa che si chiama Compa, utilizza proprio questi funzionari, quindi che non vanno a fare la lezione in classe per dire oggi ti insegno la teoria del diritto degli enti locali, ma proprio ha una capacità di soluzione dei problemi che aiuta a far andare avanti queste strutture. È per quello che parlavo prima di mettere assieme a fattor comune tutte queste figure. Creare delle sinergie e delle reti, no? Mi verrebbe adesso, faccio un momento, metto la pulce nell'orecchio, che se dobbiamo non accentrare ma mettere in sinergia, mettere in rete questo tipo di servizi, che è proprio una delle strategie, è perché accettare il fatto che ci siano anche comuni così tanto piccoli in regione, senza anche qui, senza fare i nomi, ma comuni con 1000 abitanti e sapendo anche che la popolazione invecchia e sapendo insomma che c'è un calo delle nascite, si andrà sempre meno in alcuni tipi di comuni, perché farli restare ancora piuttosto e non fonderli, ecco. Questo è un tema di quelli proprio grossi e importanti, perché da un lato mettiamo sul piatto della bilancia quello che è l'efficientamento di un'organizzazione, perché di fatto un ente come il comune è un'organizzazione che produce dei servizi, che dà delle risposte, no? Quindi questo è il primo tema. Dall'altra parte della bilancia, nell'altro piatto però, c'è un problema di identità, di cultura, di riferimento.
Allora il fatto che, perché poi qual è il punto Sì. dove si arriva, Sì. ma quel comune lì è talmente piccolo, che ragione ha di esistere? Esatto. E certo che c'è la ragione di esistere, perché i suoi abitanti vogliono che ci sia e continui ad esserci. Allora, quello che può Perché essere si una vuole avere il soluzione, servizio sotto casa, no? sì, ma anche perché si vuole avere l'amministrazione di riferimento, perché Ok. allora cosa succede? Se io domani mattina propongo ai miei concittadini di Sì. fondermi con un altro comune, Sì. vabbè, non è un esempio di quelli Sì, proprio sì, certo. calzanti, mi dicono ma scusa, ma tu sei matto, dopo dobbiamo andare dove Fino per all'altro chiedere? comune. Allora si innesca tutta questa serie di situazioni e poi comunque c'è un'amministrazione di riferimento che presidia il territorio e che per esempio il cittadino sa che può chiamare il Si sindaco, rischia l'assessore però e... si rischia di andare un po' in quella direzione se si va avanti così, Chiedo, si rischia magari di arrivare a quel tipo... Allora, lì ci vorrà un ragionamento fatto a bocce ferme dove si Certo. metteranno sul tavolo tutta una serie di considerazioni, però la prima delle considerazioni da fare è proprio quella lì, quella in cui il cittadino di quel comune se si sente o meno rappresentato con questa istituzione di riferimento o meno, perché questo è il punto di partenza. Dopo da lì si può ragionare su tutto. Allora, andiamo in pubblicità perché mi chiede così la regia, torniamo tra pochi minuti dopo la pubblicità. Bentornati dopo la pausa pubblicitaria con Screenshot. Il tema di oggi sono i comuni. Abbiamo qui il presidente dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia, Dorino Favot. Abbiamo parlato sulla carenza di segretari piuttosto che di ragionieri, piuttosto che di tecnici per quanto riguarda i municipi. C'è qualche comune che ha detto negli ultimi anni o nell'ultimo anno, anche recentemente, che non riesce più a far quadrare i bilanci e comunque proprio a scrivere il bilancio per poter arrivare alle carte, le classiche carte amministrative, insomma. Purtroppo si succede anche questo perché stanno diminuendo sempre di più queste figure apicali dei cosiddetti ragionieri capi, no? Questo perché? Perché negli ultimi anni si è è entrata in vigore una normativa talmente complicata, complessa, che richiede, oltre che professionalità specifiche, anche, a mio avviso, una certa dedizione, perché seguire tutto quello che è l'aspetto contabile, finanziario, di bilancio di un comune vuol dire essere sempre con la mente concentrata su quel punto lì. E ripeto, non è molto semplice, anzi richiede veramente delle capacità non soltanto tecniche, quindi sapere veramente cosa significa tenere una contabilità, fare un bilancio, approvare un rendiconto, ma anche sapere coordinare quelle che sono le relazioni che si possono creare, che si devono creare assolutamente con i vari uffici, perché una gestione della contabilità richiede anche un coordinamento con tutti quanti gli uffici. Senta, a proposito di bilanci, bisogna far riquadrare questi bilanci in questo momento con la questione del caro energia, affrontiamo questo tipo di argomento. Dal 1° maggio, se non sbaglio, ma potrei veramente sbagliarmi, leggendo le ultime carte dovrebbe esserci un provvedimento da parte del governo che prevede no condizionatori selvaggi, possiamo dire, non avere le temperature sotto i 25 gradi negli uffici, quando alla fine qualcuno stava bello spaparazzato, possiamo dire, a 19 gradi con il condizionatore sparato a 1000, si può dire così, e d'inverno non superiore ai 19 gradi, bisogna avere un livello, insomma, un po' per salvaguardare ovviamente l'ambiente, ma soprattutto per risparmiare in questo momento. Voi come affrontate questo tipo di, possiamo chiamiamola rivoluzione al risparmio, rivoluzione green, cioè siete pronti a fare questo? Sono pronti i comuni? Beh, i comuni si fanno sempre trovare pronti, tutti i sindaci a costo di tagliare altre cose oppure comunque cercare di fare sacrifici, cercano anche di applicare nella maniera migliore possibile quelle che sono le indicazioni che vengono date dall'alto, e ci mancherebbe altro. Nello stesso tempo magari sempre per risparmiare si cerca di attuare delle attività che sono, ad esempio, più di qualche collega mi ha riferito che vuole diminuire il tempo di accensione della pubblica illuminazione, oppure ridurre il tempo
per quanto riguarda il riscaldamento quando è il periodo, piuttosto Sì. che il condizionamento. Certo è che in quest'anno, che è un anno particolare, le difficoltà, i nodi che sono arrivati al pettine fanno rischiare a più di qualche comune di non riuscire a chiudere i bilanci di previsione, perché la spesa sulla bolletta energetica è talmente schizzata che non si riesce proprio in nessuna maniera a chiudere questi bilanci, se non a costo di appunto tagli piuttosto drastici, e qui vuol dire andare a incidere su quello che è i servizi che vengono dati ai cittadini, oppure l'alternativa, che è quella che nessuno vorrebbe mai fare, aumentare il livello di tassazione piuttosto che di Esatto, contribuzione perché la sui domanda servizi, no? successiva era: bisogna aumentare le tasse a questo punto? Cioè c'è il rischio che ci si possa trovare ad aumentare le tasse da ottobre in poi? Allora, il rischio ci Nei bilanci di potrebbe. previsione o negli assestamenti, non so. Certo, certo. Allora, io direi così, che in questa fase possiamo anche pensare, perché lo stiamo facendo, stiamo cercando di fare pressione con la nostra ANCI Sì. nazionale, che è una pressione da un lato che ci possono essere dei ristori da parte del governo, c'è già stato qualcosa ma è molto molto risicato, e dall'altro, almeno per quest'anno, che ci possa essere una norma che è cosiddetta, io la chiamerei salva bilanci, dove se un comune ha un avanzo di amministrazione proprio per far fronte a questo momento straordinario, si possa applicare un pezzettino di questo avanzo per far fronte a questo momento straordinario, almeno per evitare, almeno su quest'anno, dove tra l'altro la bolletta non è solo per i comuni, è per tutti quanti, per le imprese, per le famiglie. Quindi io dico, con quale coraggio un sindaco va a dire ai suoi concittadini che già pagano il doppio, se non di più, delle bollette dell'anno scorso: ah, guarda che ti aumentiamo, non so, il doposcuola, il trasporto scolastico, oppure ti aumentiamo l'IMU, peggio ancora. Quindi questo è un po' a quello a cui puntiamo noi sindaci in questo momento tramite ANCI nazionale, se non altro per cercare di far fronte a questa situazione che ci auguriamo possa essere sì straordinaria, ma Certo, più corta possibile come non ci sarà tempo. problema del gas adesso, da maggio in poi ci sarà il problema però dell'energia elettrica, che è Esatto, altrettanto schizzata in alto, insomma. assolutamente. Io volevo concludere questa trasmissione parlando un po' anche, facendo un focus sulla questione dell'accoglienza. Cosa vi siete trovati davanti ad affrontare, se il popolo friulano ha risposto bene e come, e anche gli stessi comuni, insomma, se hanno messo a disposizione tutto il possibile, insomma. Cosa state pensando di fare, insomma, per l'accoglienza? Ma allora, su questo punto bisogna dire che c'è stata una vera e propria gara di solidarietà da parte di tutti i nostri concittadini, e anzi approfitto di questo momento per ringraziarli tutti quanti, perché tener presente che una persona, una famiglia con magari figli piccoli scappa dalla guerra e possa trovare un modo per rifugiarsi, per poter essere accolto, insomma vivere decentemente, pur avendo comunque la mente rivolta a quello che sta succedendo altrove, insomma credo che sia un gran bel segnale. È un gran segnale di civiltà che insomma è giusto lanciare nei confronti di questa popolazione che si è trovata insomma veramente in condizioni disastrose per quello che sta succedendo ancora, ahimè. Detto questo, noi come ANCI abbiamo cercato di, da un lato appunto, di accompagnare questo tipo di attività, che è un'attività che da un lato riguarda i comuni stessi, perché c'è più di qualche comune, il mio compreso, che ha degli alloggi, i cosiddetti alloggi, quelli di emergenza per problematiche estemporanee, che sono stati messi a disposizione per queste famiglie. E accanto a questi poi c'è questa gara di solidarietà da parte di privati che magari, avendo uno o più alloggi come seconda casa pronti per essere utilizzati, li hanno messi a disposizione gratuitamente. E altra cosa
sono stati attivati anche i canali, quelli diciamo così canonici, classici, che sono quelli che derivano dai cosiddetti CAS, che sono proprio questi centri di accoglienza che vengono gestiti dalle prefetture e che però hanno un taglio, diciamo così, più diciamo, di immigrazione diversa, cioè era più tagliato per quel discorso dei profughi dal Pakistan, Afghanistan, esatto. Di tante persone in un unico posto. Di tante no? persone in un unico posto e non di famiglie con magari mamma e piccoli. No? Certo. Quindi c'è questo distinguo, anche se in realtà però interloquendo sempre con la prefettura di Trieste abbiamo visto che anche da questo punto di vista si è cercato di adattare proprio al tipo di emergenza anche queste forme di convenzione, perché sono delle forme di convenzionamento che fa la prefettura Certo. con i comuni che a loro volta si servono dei servizi sociali, perché con quel tipo di convenzione lì si riesce non soltanto a garantire l'abitazione e i generi di prima necessità, ma anche tutto quello che può essere un vivere, quindi un certo tipo di autonomia, il pocket money, eccetera, eccetera. Sì. No? Quindi in questo senso stiamo cercando di mettere tutto a regime, quindi tutte queste varie ramificazioni di ospitalità. Per non trovarvi impreparati, insomma, perché fin quando c'era la possibilità che magari qualche nonna, zia che era arrivata ancora tempo prima potesse ospitare moglie, cioè figlie, nipoti, insomma, è un dato di fatto, è ancora possibile. Certo, se i numeri dovessero diventare ulteriormente più grandi, insomma, bisognerà provvedere ad altro. E certo. Peraltro, affronto un altro tipo di argomento, l'ultimo di questa puntata, è che prima o poi bisognerà anche trovare un lavoro a queste persone. Sappiamo che, faccio un esempio, Confcommercio e Lignano si sono messi d'accordo per la questione della stagione estiva, altrettanto viene fatto anche a Pordenone attraverso un altro tipo di protocollo, magari, non lo so, se i comuni possono fare altrettanto anche gli altri comuni, insomma, per poterli inserire. Ma da questo punto di vista devo dire, forse perché la zona del mio comune è particolarmente dedicata alla produzione, però devo dire che c'è stato anche qua non dico una gara, ma insomma una disponibilità a dire, bene, se ospitate delle persone che sono in età lavorativa, non vi preoccupate che troviamo una collocazione anche questi, così oltre che a vivere ospitati possono anche vivere in maniera, tra virgolette, autonoma, certo, e in maniera anche dignitosa da quel punto di vista lì, certo, che non è una roba da poco. Bene, io ringrazio Dorino Favotto per essere venuto alla nostra trasmissione, aver fatto questo punto della situazione con l'ANCI, vi ringrazio, come sempre Screenshot torna domani sera, 19:45, grazie, arrivederci.